Oh, ciao ragazzi, sono io, Ghostman. Oggi è 19 maggio 2018 e siamo tornati qui al Giocomici, il 12ª edizione. Bene ragazzi, stiamo cominciando questo bellissimo posto meraviglioso dove tutti i ragazzi si possono vestire da personaggio, da fumetto, tutto quello che volete e finalmente possiamo divertirci e fare il mio dovere. Abbracci a tutti ragazzi, basta, andiamo a divertirci, vediamo oggi che record farò, che ne sappiamo. Vai, andiamo, let's go. Alcuni piacciono vabbè, ma se la fai. certo, ma È grande, mi ascolta anche io, perché io non so però adesso mi Guarda questa macchetto, vedi questa qua sono io, no? Sto qua, troppo bello. Ok, andiamo a visitare l'altra parte, dopo poco cosa troviamo. Ecco, adesso sono Ghostman versione Harry Potter. È sempre un piacere. Sempre importante. Certo, sempre, a prescindere. Tanto se vuoi vedere il video sono su YouTube, certo, sto facendo. Posso farti una foto? Certo. Così so anche dove cercate, perché poi me lo dimentico, ho la testa un po'. Allora, Perfetto. trovo anche la fotocamera magari. A cuore, grazie mille. Ciao. Buona giornata, ciao. Grazie. Questo è già il secondo ragazzi. Un po' di libri che ci sono. C'è sui videogames. Qui c'è qualche persona, da poco a poco, cosa potremo trovare. Chissà. l'hai visto Guarda quante cose che ci sono, non ci posso credere, che bello. Siamo arrivati adesso nel reparto di videogames ragazzi. quando gli dai i colpini così. Esci da questo pozzo. Spero che non lo hai una pianta e poi Il primo abbraccio è stato compiuto, sei il primo, perfetto, poi andiamo al prossimo. Questa strada che abbiamo qui, guarda come è perfetta, c'è anche una mela, è proprio così. Lei sai in qualche modo per acchiappare la Biancaneve? Lo sai in qualche modo? Infatti io sono già morto e quindi io non ho bisogno, ok? Ti sia capito. Mia cara regina, eccola qua. Sei stupenda, troppo top. La corona come hai fatto a farlo? Corona? Sì. Una ad una, via, incollate. Bellissimo, Grazie. Infatti ti rimane come sei fatta, si dice. La fotogra. Ciao Ale. Va bene?
Ecco qua c'è Spider-Man. Yeah. Let's go. Ok ragazzi, la produzione è corto per Ghostman. E poi domani ci sarà Harry Potter originale. Questo sì. La Mazinga, questa è Mazinga. Troppo poco. No, si doveva che c'era qualcuno che andava con il platone degli abbracci siamo noi, siamo noi, siamo noi, il platone degli abbracci siamo noi. Maggio 2018 siamo alla seconda parte di Giocomics di questa 12ª edizione. Beh, si direbbe che oggi è domenica e guarda quanta gente c'è, ancora di più, guarda anche qui la gente seduta anche nel prato, non ci posso credere. Oggi sono Harry Potter versione anonimo. Che significa? Harry Potter dovrebbe essere morto quando Voldemort gli ha fatto l'avacadabra e invece lui è ancora vivo, è diventato un fantasma. Era in paradiso, ha incontrato il professor Silente e alla fine è risuscitato. Così. Eccomi qua. Harry Potter fantasma. Abbiamo anche Matore? Questa è una versione matorata. Ah! È un super platone degli abbracci, dai! Il platone degli abbracci, stridiamo Siamo noi! Siamo noi! Il platone degli abbracci siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Il platone degli abbracci siamo noi! Ragazzi, mi dovete dire voi chi siete perché sono molto curioso. Siete dei militari e Marines, chi siete voi? Delle emerite teste di cazzo. Siamo il platone degli abbracci. Ecco, vedete, finalmente i militari abbracciano. E tu, lo vuoi un abbraccio? Ma certo, vieni qui! Faccio il video! Ma da certo! E siamo noi! E siamo noi! Il platone degli abbracci siamo noi! Siamo noi! E siamo noi! Il platone degli abbracci siamo noi! Grazie ragazzi, siete grandi! Grazie giovani anonimi! Allora ragazzi, dovete iscrivervi al mio canale, questo è il mio sito, così fate guardare il video, ok? Cercate questo... Ok, bravi ragazzi! I Marines sono in forma! Andiamo a vedere cosa sta. Ciao ragazzi, posso farti una piccola intervista? Sì. Chi sei? Ade. Molto bella sei, caspita. Diciamo che questo personaggio io non la conosco, che personaggio è? Chi è Ade? Sì. È il cattivo di Hercules. Ah, ecco. Infatti, Versione femminile. Versione femminile, molto bella, caspita. Grazie. Infatti sinceramente è molto più bella tu del personaggio, il maschio. Grazie. Ciao. Ciao.
Che bella! Quella è il personaggio, quello cattivo, quello di Hercules, quello là diventa, quello sarebbe diventa il fuoco di blu. Ma qui stanno sempre lottando. Stop! Stop! Perfetto. Guardate che bella la regina con il guerriero, chi è? Un romano. Chi sei? Un romano? Chi sei? Un romano? Perché c'hai la cresta... del Colosseo. Ah, ok. Invece lei è la regina? Bianca. Bianca, ecco, l'ho riconosciuta. È la regina dei cuori, giusto? Sì. Perfetto. Bei costumi, raga. Caspita. Col mano voglio cercare, che è troppo... Ciao, bellissimi, posso farvi una piccola intervista? Allora, chi siete? Che sono molto curioso. Siamo Aquaman. È nera. Molto carini, caspita. Ma il costume l'avete pagato molti soldi o l'avete fatto voi? La licra l'abbiamo comprata noi e invece questa abbiamo realizzato. Caspita, allora sono veramente fatto come se fosse un costume comprato, sembra. Complimenti. Molto È belli. il costume che abbiamo fatto. I bambini che per voi. Aspetta che... Credo con i bambini. Credo, Berlusconi, Salvini, no, aspetta, sì, Salvini, Renzi, e lì non mi ricordo il nome. No. Movimento 5 Stelle. No, perché io odio la politica, però questi personaggi sono famosissimi, quindi ci stanno. Questo non lo dovevo dire. Ricordatevi, non votate a questa gente Silenzio stampa. Però dai, Salvini ci sta, perché Io minchia, ci sto sempre. vince lui Salvini. Le ruspe ci stanno sempre. Gli immigrati un po' di meno. Ecco, bene. Ci sta, sono sempre votato. Allora, Berlusconi ho saputo che vuole dare fammi ricordare, la pensione alle mamme che fanno casalinga. Esatto. Proprio così. Esatto, perché non esiste qua che una persona che dà la propria vita là per far lavorare il marito così estraniata là dalla società. Non esiste. No, non esiste. Infatti votate Berlusconi e vedrai che le mamme avranno stipendi. E cosa fai tu? Ma cosa fai? Berlusconi non esiste più. Esiste più? Lo schiocco di verità. Dichiarazioni, attenzione. Ciao bellissima, sei troppo toga. Allora, vuoi sapere che il tuo personaggio come si chiama? Videomaker. Molto bello, ma è un videogioco? È di Overwatch. Ah, ecco. Molto bello, ma l'hai fatto tu questo? Sì, questo l'ho fatto io, tutto il resto l'ho comprato. Caspita, e come hai fatto a fare una cosa del genere? Ci ho messo tipo un paio di mesi, l'ho fatto a scuola. Ah, bellissimo. Grazie. Complimenti e in bocca al lupo. Sì, cartelle. I giapponesi? Mi stava di manga, siete manga o anime? Anime. Perfetto, siete troppo toghi ragazzi, partecipate alle cose e dovete vincere. Alla gara? Sì, alla gara. Ma io non ci sono iscritto però. Ma peccato! Ciao ragazzi! Tu sei il Freax di ieri che ti ho cercato su YouTube. Come? Tu sei il Freax di ieri che fa il video e lo deve mettere su YouTube, vero? Sì. Ti devo cercare, lo devi ancora mettere. Sì, c'ho già la foto, ti ho fatto la foto Ok. ieri. Abbiamo fatto l'abbraccio, non ti ricordi? Sì, guarda, domani inizierò a lavorare. Perfetto, allora perché l'ho guardato, l'ho cercato, non c'era ancora, ho detto lo deve ancora mettere sicuramente. Ricordate che schiaccia la campanellina perché così ti avviso. Tranquillo. Ok, ciao ragazzi. Ciao! Ciao! Oggi sono in servizio. Ah, bene! Allora, che personaggio è questo? Questa è Xing Je, sposa guerriera che ha boicottato il suo matrimonio. Questa è Xinjiang, sposa guerriera che ha boicottato il suo matrimonio. Grazie.
questo è il tavolo della Lego perché i bambini possono giocare. Guarda che bellino. Stai assumendo forma. Guardate quanto questo ci sono. Sono così ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. La commissione finisce. Iscrivetevi al mio canale, indicate il fratello di Misteri Sardegna se ci vediamo. Ragazzi, abbiamo concluso Joe Comics di 12ª edizione. Cliccate la campanellina quando vi avvisa quando arrivano i miei video e se ci vediamo alla prossima edizione e poi direttamente al Joe Comics di novembre. Novembre 2018. Ok ragazzi, io vi saluto da Harry Potter Anonimo, fantasma, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Grazie Cagliari! Anche la motieta della fine del concerto, spero che vi siate divertiti. Questo era lo spettacolo di Anime Italia, io sono Matteo Loretti, quello che è nel video, quello che è sul palco, quello che è allo stand che vi aspetta per tutte le info, per i gadget, per i saluti, per i sorrisi e non mancate di iscrivervi e seguirci su tutte le pagine social che stanno uscendo un po' nel video. Quindi concerto Anime Italia, Matteo Loretti, tutte le settimane sigle degli anime giapponesi in italiano, il progetto continua, grazie a tutti.